Benvenuti nella seconda e ultima puntata della serie sui tavoli pattern. Se vi siete persi la puntata precedente, ve la lascio qua in alto a destra nelle schede. Per i nuovi arrivati ricapitolo un attimo la situazione. Sto realizzando una prima serie limitata di prodotti utilizzando principalmente del parquet riciclato per realizzare 7 tavoli con 7 pattern diversi. Ora vediamo il pattern numero 4. Ho appena finito di realizzare il jig per tagliare questi pezzettini e vi devo dire che mi piace molto, ve lo faccio vedere molto brevemente. Il jig è composto così, quindi goniometro l'ho montato al contrario a 30 gradi. Ci sono questi pezzettini qua che ho fissato col biadesivo e gli elettromagneti qua che uso come stop. Questo qui va in battuta e entra qua dentro, entra preciso, infatti non ha gioco, e io in questo modo posso prima tagliare il primo pezzo, poi andare in battuta e tagliare l'altro. In questo modo mi escono i 3 pezzettini precisi che una volta uniti vanno a formare il nostro esagono. Ho dovuto interrompere questi tagli che stavo facendo perché purtroppo è successo praticamente dopo 5 anni mi si è demolita la cinghia di trasmissione della Sega, del gruppo Sega Circolare, proprio spaccata. Mi tocca fermarmi qua per oggi e andarne a comprare un paio almeno di ricambio. Qualcuno sicuramente si ricorderà del pattern numero 4 che sto realizzando adesso, che è lo stesso identico pattern fatto esagoni che ho realizzato l'anno scorso quando ho fatto la scrivania per lo studio. Per il momento è l'unico tavolo che è stato preordinato, andrà ad un ragazzo, Mattia, che sta a Monaco, e visto che è stato preordinato me l'ha commissionato su misura, quindi le dimensioni di questo ripiano saranno su misura per le sue esigenze, ovvero 160 x 80 cm di profondità. Questo qua perché diventerà la sua nuova scrivania in ufficio. Tra l'altro vi racconto questa piccola curiosità, visto che voi su YouTube non mi seguite su Instagram, ok? Per sistemare quel problema della combinata che mi si è rotto la cinghia, ho detto va bene, nessun problema, gli imprevisti capitano, perché no, affrontiamoli col sorriso, andiamo avanti, e poi il giorno dopo sarei andato a comprare delle cinghie nuove. Beh, quel lavoro che pensavo avrei risolto in una mattinata, semplicemente sostituendo la cinghia, mi ha portato via la bellezza di 2 giorni e mezzo, perché prima la cinghia non funzionava, poi smonta la puleggia, mi si è rotta. Beh, un cinema incredibile. Ho fatto un reel, mi sembra, su Instagram a riguardo, se volete andarvelo a ribeccare fate pure. Raga, siamo addirittura di arrivo, pattern 4 terminato, passiamo al pattern 5, ne abbiamo altri 3 da fare, 5, 6 e 7. Quello che devo fare adesso è semplicemente sistemare il jig della combinata che mi permette di ottimizzare gli scarti che ho lì dietro del pattern 4 e tirare fuori un pezzo del pattern 5 e 7, perché sono gli stessi pezzi messi in ordine diverso. Quindi munito di cuffiette audiolibro si va e realizziamo a rotta di collo questi 422 pezzettini che ci servono. Dopo 1000 conti che ho fatto per vedere di non rimanere a piedi con i listelli prima di finire tutti i pattern, spoiler, li ho finiti lo stesso, ho ottimizzato i tagli utilizzando gli scarti del pattern 4 che vedete lì sul carro per tagliare questi pezzettini trapeziodali. Finiti gli scarti sono andato a prendere ovviamente i listelli interi, mi sono fissato così con del nastro biadesivo uno scartino di plexiglass o non so quello che avevo lì per fare il primo taglio a 30 gradi e non dover andare a risettare di nuovo tutto il jig. Quindi prima faccio il primo taglietto sempre a 30 gradi, poi passo nel jig e via a rotta di collo a fare questi più di 400 pezzi trapeziodali che ricordo serviranno sia per questo pattern numero 5 sia per il pattern numero 7. Essendo il quinto pattern ho cominciato ad adottare una tecnica leggermente diversa. Innanzitutto comincio dal centro del tavolo, così il pattern è esattamente centrato, come vedete tutte quelle linee segnate lì. Poi sono andato a mettere il pattern e tenerlo fermo con del nastro di carta normalissimo, così da
farmi la prima riga e poi utilizzare degli scartini di multistrato per andare a bloccare la prima riga in modo che non slitti in avanti. Poi il procedimento è sempre lo stesso, uso il Bostik Legnomax, lo stendo bene con la spatola dentata e poi pian piano vado a posizionare tutte le mattonelle che mi sono creato. Vuoi che anche in questo pattern non commetta un errore? In effetti quando sono andato ad attaccare insieme tutti i pezzi col nastro adesivo ne ho attaccati alcuni nella direzione sbagliata, quindi ahimè mi tocca prendere, scollare i pezzi, rimuovere la colla, rimettere la colla e girarli nel senso corretto. Impossibile non fare errori con tutti questi pezzettini. Arrivati a questo punto ci dobbiamo occupare del pattern numero 6. Ve lo faccio vedere. Allora, il pattern è composto principalmente da due pezzi: un listello lungo 22 cm e questi quadrati 55x55 che abbiamo utilizzato anche in uno dei pattern precedenti. Difatti ne avevo realizzati un bel po' in più per sbaglio e ci torneranno utili adesso. Circa questi qua sono 60, ok? La cosa per fare questo pattern nella maniera più corretta e precisa è avere la lunghezza. Infatti la lunghezza è data da questi due da 55 più lo spessore di questo che è sempre 55. Troviamo la lunghezza ideale. Da progetto qua mi dà 22 cm. Diciamo che ci siamo alla grande. Secondo i miei calcoli che ho fatto, che sono tutti questi cerchietti qua che stanno a intendere listelli interi, quindi 22 cm dall'inizio alla fine, ne devo realizzare 86. Io ne ho preparati 90, giusto 4 in più per scarto, per problemi, ho contato semplicemente male. Quindi ora l'unica cosa da fare è mettersi qua olio di gomito per l'ultima volta, perché poi non ci sono più pezzi da tagliare ma si tratta solo di incollare. Ragazzi, il progetto incredibile, ma che lavorata, mai più, non li farò mai più in questi tavoli, per cui se vi interessano vi ricordo che li trovate qua sotto in descrizione. Mai più farò un lavoro del genere, spero che lo apprezziate. Dico proprio bene, non farò mai più una serie di pattern riciclando il parquet in questo modo. In questo caso, come mai sono voluto andare a imbarcamenarmi in un progetto così lungo e così complicato? Beh, molto semplicemente la prima cosa che a me triggera molto è la sfida, di dire sarò in grado di fare questo lavoro, sarò in grado di riutilizzare un materiale che era destinato ad essere buttato, trasformarlo e dargli valore costruendo dei tavoli. Questa qua è la cosa che mi triggera di più, oltre che per quelli che mi seguono da un po' più di tempo sapranno che il concetto di riciclo creativo, di upcycle, ovvero prendere un oggetto che non è stato inventato o progettato per quell'utilizzo, riutilizzarlo per trasformarlo in un'altra cosa, mi entusiasma molto. È proprio un cerchio che si chiude perfetto secondo me, quindi prima di tutto è proprio per questo motivo qua che ho voluto fare un progetto così lungo. Detto questo, ho visto che su Instagram questo progetto vi è piaciuto dannatamente tanto, mi avete supportato in tantissimi modi, con consigli e con altro, quindi questa potrebbe essere l'occasione per portarvi a casa uno dei miei primi pezzi, la mia prima serie limitata, e dico la prima perché ovviamente non sarà l'ultima, non saranno le ultime serie limitate o pezzo singolo speciale che andrò a creare, per cui se volete supportarmi o semplicemente vi piacciono questi tavoli e volete farvi il nuovo tavolo a casa, trovate tutto qua sotto in descrizione. Una delle ultime fasi da fare è prendere tutto questo bello scatolone che abbiamo tagliato all'inizio con le parti tagliate a 45 gradi. Queste qua che cosa andranno a formare? Come in precedenza abbiamo già fatto per gli angolari, da così diventano così a 45 gradi. Li lascerò dritti questi perché vanno direttamente qua. Quindi adesso un'altra fase molto interessante, molto veloce, molto ripetitiva della cosa, dove si prendono tutti questi o la maggior parte, almeno per oggi, si prende, si incollano e cominciamo a bordare partendo dal pattern numero 1. Ok raga, siamo addirittura d'arrivo. L'ultima parte è creare tutti questi pezzi angolari da fare il bordo. Come vedete oggi c'è Giacomo, un ragazzo che conosco, che è venuto a aiutarmi e l'ho messo subito a fare questo lavoro noiosissimo insieme a me. Ti ringrazio ancora per l'aiuto. In sostanza, qual è il
procedimento: si prendono tutti i pezzettini che abbiamo tagliato precedentemente a 45 gradi. Utilizzo la colla cianoacrilica, come mi avete visto utilizzarla già all'inizio del video, ovviamente Bostik Super Bond. Utilizzo poi sempre il Legno Max, spatola e via, tutto sempre solita roba. Prendo e la prima cosa che faccio è andare a posizionare gli angoli, ok, gli spigoli, come volete chiamarli, perché questi devono essere dannatamente precisi e messi a 45 gradi. Poi per ogni pattern ho fatto un attimo 2 calcoli per vedere come fare delle divisioni. Mi avete aiutato anche voi su Instagram a capire qual è il modo migliore di dividerlo che sembra il più simmetrico possibile, per cui abbiamo che sul lato corto c'è una divisione per 4, sul lato lungo una divisione per 7. Il punto è che per ogni singolo tavolo poi bisognava aggiustare di qualche millimetro una roba, perché erano leggermente diversi i listelli, per cui un lavoro un po' tedioso che ha portato tempo, ma una volta finito finalmente passiamo a calibrare questi benedetti tavoli. Per calibrare i tavoli andiamo da Falegnameria Gemma a trovare Marco, lo avete già visto in qualche video passato. Ha una fantastica calibratrice che può lavorare pezzi o tavole comunque fino a 110 cm di larghezza, veramente spettacolare. Se non vi è mai capitato di fare questi tipi di lavori, la calibratrice veramente vi salva la vita ed è un macchinario praticamente indispensabile. Per prima cosa andiamo a calibrare la parte sotto, giusto per togliere un po' di residui che sono rimasti di colla e per pianare completamente le parti sottostanti dei listelli e poi le parti superiori. Tra l'altro su questa macchina ci ho fatto un video, se vi interessa lo trovate in alto qua a destra. Se anche voi avete la necessità di fare dei lavori del genere o comunque di utilizzare una calibratrice, secondo me se fate un po' di ricerche nelle falegnamerie della vostra zona trovate chi è disposto a noleggiarvi una macchina del genere. Tornati dalla calibratura, queste qui sono le 3 tavole che ho fatto calibrare per il momento, le altre devo ancora finire di incollare il bordo. Sono venute veramente una cosa spettacolare, cioè guardate che pattern bellissimo, anche questo qua molto carino. Questo qui è il pattern numero 1 invece. Quello che dobbiamo andare a fare adesso è semplicemente dargli una leggera squadratura qua alla combinata, perché ovviamente i fianchi non sono stati calibrati, quindi vi facciamo questo passaggio e successivamente andiamo a usare uno stucco, quello per parchettisti, misto alla segatura che ho sempre recuperato durante la calibratura. Ho riempito letteralmente questo secchio qua di segatura così mista allo stucco, andrà a riempire queste piccole fughe qua che sono rimaste, diciamo. Dovrebbe essere tutto dello stesso colore. Prima cosa da fare ovviamente è questa squadratura anche dei bordi e poi si comincia. Come primo tentativo cerco di utilizzare la squadratrice per andare a rifilare i bordi, visto che non sono stati calibrati. Mi accorgo subito, visto anche dalla lama che mi lascia questi segni neri, che non è l'alternativa migliore, quindi decido di passare alla sega a fondamento, che mi dà un risultato decisamente diverso. Che cazzo di lavoro! Spettacolo! Decisamente meglio. Ho preparato la prima parte come test per lo stucco, quello che va steso. Ho utilizzato questo stucco qua con un rapporto 20 di polvere, 80 di stucco. È la prima volta che lo faccio, secondo me questa è una buona consistenza. Ho fatto un piccolo test qua per vedere se matcha il colore. Sembra di sì, quindi procediamo col primo tavolo. Allora, come primo test vi devo dire che mi sembra molto bello, mi sembra che matchino bene, mi sembra tutto ok. Ora questo qui lo lascio così, faccio gli altri, ma prima di farli sull'avanzo, che da quello che ho capito questo riesco a fare a entrambi i tavoli, vado ad aggiungerci questo che è semplicemente un colorante che va bene, proprio è tonalità rossastra, quindi per i legni tipo il Doucier. Prima volta in assoluto che utilizzo lo stucco per parchettisti. Effettivamente sembra molto più rossastra questa, mi sta piacendo. Ti sono andato in un centro proprio per parchettisti dove vendono tutte le cose precise per questo tipo di lavoro. Avendo fatto esperienza con il primo tavolo non ho avuto un risultato ottimale. Lo stucco unito alla polvere è veramente il prodotto ideale per portare a casa un risultato ottimo, senza niente da dire. Giorno successivo, qua mi sembra tutto bello asciutto, sicuramente c'è da dare
dare un'altra mano, almeno un'altra mano di stucco, perché in alcuni punti si va a ritirare come lì. Quindi stamattina si leviga tutto, si dà un'altra mano. E adesso comincia un'altra fase lunga e noiosa da vedere, che è quella di levigare e stuccare. Sostanzialmente vado a levigare 120, 180, 240, do lo stucco, gratta lo stucco, do lo stucco, gratta lo stucco, finché non si riempiono tutte le fessure. Bene, dopo tutta questa levigatura, lunghissima stuccatura di 3 mani, prima di dare l'ultimo passaggio di stuccatura andiamo a raggiare tutto il perimetro del nostro tavolo. Per farlo utilizzo rifilatore Festool o FK500Q, la prima volta che lo utilizzo, però è molto carino perché funziona leggermente in un modo diverso. Non starò qua a spiegarvi come si utilizza, ovviamente non è questo il video, però di base qua c'è una rotella. La feature più interessante ovviamente è che qui c'è una rotella che giri, fa alzare o abbassare la punta della fresa, così da regolare un attimo la fresata che bisogna fare. Nello specifico quella che andremo a fare adesso, dopo aver fatto vari test con una fresa raggio 3, una fresa raggio 5 e una fresa a 45 gradi per fare uno smusso del genere, pensavo di volere questo qua con lo smusso, ma in realtà non mi piace molto. Andrò con una fresa da 3 mm di raggio a fare una passata molto leggera così. Dopo questo altra stuccata e poi siamo pronti per la finitura. È la prima volta che utilizzo questo rifilatore Festool. La base che si alza per regolare la fresa è sicuramente top, fa il suo lavoro in modo egregio. Ovviamente per fare una raggiatura del genere va benissimo qualsiasi rifilatore. Ottimo, raggiatura finita su tutti i pezzi, venuta veramente una bombetta molto carina. Ora l'ultimo passaggio che mi manca da fare è dare l'ennesima mano di stucco e gli lascerò uno stratino un po' più spesso invece di tirarlo bene come le altre volte, così domani poi do una bella levigata e dovrebbe aver riempito bene tutti i pori. E dopo innumerevoli ore di levigatura, stuccatura, togli la cera, metti la cera, è il momento di passare alla finitura nella parte sottostante. Come realizzato per il ripiano dell'anno scorso, do uno smalto nero a base d'acqua opaco. Ok raga, arriviamo al momento decisivo che è quello della finitura. Vi faccio un piccolo recap su quello che utilizzavo e perché voglio cambiare la finitura per questo tipo di progetto. Fino ad oggi per fare i tavoli, e continuerò a usarla perché comunque è una buona finitura, usavo questa qui della Vera in legno, questa qua è la sigla, acrilica bicomponente opaca con il suo induritore. Per i tavoli che faccio in cedro e i ripiani per il bagno va benissimo quella finitura lì ed è ottima. In questo caso voglio fare le robe diversamente perché so che poi voi andate a rovinare le cose che faccio, poi venite a dirmi Mario, ma le cose si rovinano. Questa qui che vedete è una mano data con l'acrilica bicomponente, viene benissimo, cioè il risultato raga, parliamoci chiaro, viene benissimo, ok? Però volevo qualcosa di un po' più duro che andasse a riempire bene anche dove ci sono le fughe, dove c'è lo stucco, quello per parquet, perché quello non diventa durissimo. Quindi sono andato da un rivenditore Adler e ho comprato una nuova finitura, 150 euro di finitura, ok? Solo per darvi il migliore prodotto possibile. Cioè più di questo io non so cosa fare, è veramente un ripiano che è stato stramega lavorato con tutte macchine top gamma, finitura top gamma, cioè veramente un pezzo unico al di fuori di tutto, ok? Fatto a regola d'arte. Quello che sono andato a comprare è stata una finitura Adler. Ora vedete che viene venduta solamente in bidoncini grandi. Questo qua è un bidone da 4 kg più il suo indurente e questo è il diluente per mischiarlo, per darlo a spruzzo. Quindi raga, veramente io per questi tavoli mi sto rovinando, mi sto letteralmente rovinando. Ora, se apprezzate anche solo un quarto dello sforzo che ci ho messo per fare questo, dategli un'occhiata, se vi interessa acquistatene uno per supportare almeno tutto questo grandissimo lavoro che sto facendo e soprattutto per voi, per portarvi a casa un pezzo unico numerato. Assurdo, no? Non succederà mai più, mai più. Ma io mi domando, va bene raga che allora voi fate le vernici che vanno bene per l'industria, per i grandi falegnami e tutto, ok, figata, ma un cazzo
di beccuccio, un modo per versare queste finiture, mescolarle in modo che non faccio un disastro ogni volta. Potete pure farlo, ok, non è la fine del mondo, un packaging nuovo. A parte queste cose qua, la finitura si stende veramente benissimo. Oltretutto, per fare le robe al meglio mi sono anche comprato una pistola nuova con vari ugelli di ricambio e anche un filtro per la condensa. Si stende veramente bene, il colore mi piace tantissimo, l'opacità non è opaca come quella che usavo prima perché era un gloss 5, questo è un gloss 10, comunque opaco, comunque molto opaco. E per fare le corse, per finire questo video in tempo, per finire questo progetto entro questa domenica, anche alle 10 di sera mi metto a dare l'ultima mano di finitura. Mi dispiace, chiedo scusa ai miei vicini se faccio casino a queste ore col compressore, raga, veramente scusatemi, ma dovevo per forza terminare. Il processo è sempre lo stesso, quindi si dà una mano di finitura, si gratta a 3,20, seconda mano di finitura. Stanno venendo una bomba, ci vediamo direttamente ai tavoli finiti. Signore e signori, sono qua oggi a presentarvi, dopo troppi mesi di lavoro, dopo troppe ore di levigatura, dopo rotture di palle, di combinate rotte, cinghie da riparare e un enorme lavoro, sono qua a presentarvi The Pattern Series. Non potete capire quanto per me questo momento sia dannatamente importante dopo aver raccolto il materiale un anno fa, esatto, perché siamo a giugno dell'anno scorso e a giugno dell'anno scorso ho recuperato questo materiale. Dopo averli immaginati, dopo averli procrastinati per un bel po' di tempo, oggi ho qua davanti ai miei occhi i 7 pattern che vi presento uno ad uno. Cominciamo con il pattern 1. Lisca di pesce normalissima. Pattern numero 2, una lisca di pesce rivisitata. Pattern numero 3 che chiameremo labirinto. Pattern numero 4 che chiameremo rombo. Pattern numero 5 che chiameremo rombo rivisitato impazzito. Pattern numero 6 che chiameremo labirinto storto. E concludiamo col pattern numero 7 con Crazy Rombo. La finitura è venuta una cosa incredibile, sono molto contento di aver speso questi extra money per comprare una finitura nuova e testarla. Ha un livello di satinato che, come state vedendo dalle immagini, ha questo aspetto in controluce che mi piace molto di più della finitura precedente. L'unica cosa che mi dispiace di questo progetto qua è che voi non possiate essere qui a vederli dal vivo e a toccarli, perché raga, toccare questi tavoli qua con questa liscezza, con questa cosa qua, con tutto questo pattern, vederli dal vivo è tutta un'altra questione, è veramente tutta un'altra questione. Sono stati mesi lunghissimi di lavoro, di stress, di ore perse a livigare e tutto per arrivare ad un unico semplice risultato: creare la mia prima serie limitata di prodotti che trovate qua sotto in descrizione. Se sei arrivato fino a questo punto, commenta con qual è il pattern che preferisci. Vi ho detto che sono tutti pezzi numerati, ma non vi ho fatto vedere come, perché uscirà un video dedicato a questo tema qua. Io ringrazio ovviamente tutti quelli che hanno seguito questo progetto fin dall'inizio, voi che mi avete seguito su Instagram con tutti i vostri grandissimi e preziosi consigli, le persone che sono venute qua a aiutarmi, ovviamente Bostik per aver sponsorizzato questa mia serie di video. Non posso fare a meno di ricordarvi che qua sotto li trovate in vendita. Noi ci vediamo sempre il prima possibile, ciurma, in un prossimo video.